Ciao a tutti e ben ritrovati. Mi avete chiesto un allenamento che interessasse un po' di più la parte alta rispetto a quello precedente con l'uso dei pesi. Presto fatto. E se non hai pesi, nessun problema. C'è sempre lei, l'acqua. Io ho scelto le bottiglie da 1,5 litri, una cassetta da 6, ovviamente puoi scegliere anche le bottiglie da mezzo. Il carico ideale per te è sempre quello che ti permette di portare a compimento l'allenamento con fatica ma senza sovraccaricare. Ok, workout di total body con i pesi, 10 esercizi, 8-10 ripetizioni per esercizio, tranne per le braccia. Piegamenti hanno un numero superiore di ripetizioni, 3 esercizi finali, sempre appunto per le braccia, si ripetono 3 volte nello stesso circuito. Recupera 20-30 secondi e ricomincia da capo 3 o 5 volte. Prima però ci riscaldiamo. Con le spalle, peso sempre verso l'alto, inspira. Avanti, dietro, avanti, dietro, stop, allungo lato, cambia lato, ancora, cambia lato, sposta, usa di nuovo le spalle, vai, vai, vai. Aumento. Aumenta ancora. Rimango là. Gambe. Scapole giù bene le tasche, dietro solo il muscolo. Tieni ancora. Buono, cambio, vai. Tieni, tieni. Vado su. Su, su, giù, su, giù. Apri le ginocchia, ok. Passo come prima, vai. E torna su. Scendi giù. Sempre mantenendo giù bene le spalle. Cambio, cambio. Dopo dietro, braccia avanti. Piccole scuole. Vai di nuovo dietro. Piccole scuole. 4, 3, 2, 1 e dietro. 4, 3, 2, piccole scuole. Chiudo. Lenti. Kick, kick. Vai, vai, ampio. Là. Vai, 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 vai.
Forza. Squat, sulle punte. Tieni, tieni. E cambia. Pronti? Start touch. Se hai un po' di spazio, vieni avanti. Rimango. Cambio le braccia. Salta. Tienilo. Vieni avanti. Lasciamo. Dietro. Vieni avanti. Quello che riesci. Vieni avanti. Dai, 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 dietro. Dai. Giù. Stai là. Piega e gira. E Just let me know if you feel this flow, or I can give you some more. I got you, baby, that's what I'm for. giro. Solo un bacino. Cammino davanti. Finché riesco a tenere la schiena in estensione. Cammino indietro. Destra scendo. Giro. Vai su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienilo. Bacino. Ok, fermo bacino, cammino. 1, 2, 3, 4, su. 1, 2, 3, stai. 1, 2, 3, 4, su. 1, 2, 3, stai. 1, 2, 3, 4 e tieni, tieni. Scapole giungere verso i glutei. Respiro rovesciata. Ritorna. Vai. Ritorna dietro. Vai. Vai. Chiudo. 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 Salvo. Piego. Fuori. Entra. Fuori. Entra. Fuori. Sali. Ancora. Spira. Svuota. Là. E siamo pronti. Eccoci
amici pronti? Piccolo briefing, quindi total body workout B. Uso i pesi, scelgo sempre un carico che guarda le mie possibilità, che mi permetta di terminare bene il circuito con carico ma senza sovraccaricare. 10 esercizi, 8-10 ripetizioni, tranne per le braccia, piegamenti, ce ne sono molti di più. I 3 esercizi finali, sempre per quanto riguarda le braccia, si ripeteranno 3 volte nello stesso circuito. Recupera 20 e 30 secondi e ricomincia dall'inizio 3 o 5 volte. Pronti? Primo esercizio. Là, maschi tutti su con le ginocchia. Io le tengo giù, conto al centro, vai. 1, occhio. 2, 3, vai, 4, 5, 6, 7, 8, stai là. Renegade, se ho i pesi, userò i pesi su, gambe più divaricate, 1, ok? Se non ho i pesi, lo faccio sempre. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, e sempre dagli addominali, 6, 7, scapole verso i glutei, 8, chiudi, sali, e ci siamo, pronti per Gorilla Barpees. Sì, hai capito bene. Posso spezzare l'esercizio facendo apro, chiudo, oppure solo Barpees, vado giù, là e su, oppure assieme Gorilla Barpees. Pronti? 1, 2, 3, dai che si va. 1, 2, alterna le gambe. 3, 4, 5, 6, 7, dai, l'ultimo, 8, e dai, buono, ci siamo qua tutti? Sì? Bene, sulla squat, acqua, là, gambe divaricate, ginocchia bene verso l'esterno, scapole giù, piego, giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lascio, bene, sequenza addominali, vai, pronti, sprint al crunch, ma vi do anche l'alternativa, più facile, ok? Oppure con calma, controlla bene la schiena, rotonda quando sali, vai. 1, 2, 3, 4, 5, dai, ultimo, e buono, gira, là, con gambe, ok, su, puoi tenere il neutro con la schiena, se ti senti più sicuro, arrotonda, 1, 2, scapole verso i glutei, 3,
testa in una direzione, i piedi nella direzione opposta. 7, 10, 8, là, 5, gambe 45 gradi. Se senti tirare i flessori dell'anca, rimani con le gambe così, piegate, arrotonda, schiena giù perché in appoggio. Poi rimani attento al suo ombelico. Tira le gambe. Rimani. Tienilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... là. Pronti? Braccia. Quindi, chiuso l'acqua. Bicipiti, se vuoi dare importanza alle braccia, hai scelto un carico alto, ti concentri sulle braccia, oppure puoi abbinare qualche ripetizione con le gambe. Cambio, tricipiti, su, vado. C'è un problema di mobilità articolare alla spalla? Lo cambi, lo fai così. 5, 6, bene, 7, 8, deltoidi, 1, quando apri, quando alzi, aprilo un po', 4, 5, 6, 7, e quindi qui abbiamo detto, ripeto, 3 volte, 8, 7, se vuoi con le gambe, 6, 5, 4, 3, 2, 1, là, tricipite, abbassa molto bene le spalle, che significa far scivolare le scapole verso i glutei. Problemi alle spalle, vai così, 5, 6, stai bene, tieni sempre il tuo gomito su, cambia del corpo. Non superare mai la linea delle spalle con i pesi. E di nuovo i bicipiti, vai, fuori. Tricipiti. Immagina sempre di sollevare un carico più alto di quello che stai usando realmente. 4, 3, 2, 1 e aprilo. 2, 3 e 4. Vai. 5, 6, 7, 8, stop. 1. Eccoci, arrivati. Come va? Stop. Bene. Recupera. 20, 30 secondi. Ricomincia da capo 3 o 5 volte. Io vi lascio la lista degli esercizi, workout B, buon allenamento, soprattutto buon divertimento, fatemi sapere com'è andata. Io vi saluto e vado a bermi l'acqua. Ciao!